Allora, prima di iniziare voglio ringraziare l'Istituto Veneto e il comitato organizzatore del convegno per avermi invitato a prendere parte a queste giornate di incontro e di condivisione delle nostre ricerche. Voglio anche ringraziare in via preliminare due persone, Jan Beg per avermi fatto conoscere alcuni documenti d'archivio conservati a Padova che sono particolarmente utili per la mia ricerca e per avermi consentito di far riferimento al suo lavoro che è attualmente in corso di stampa relativo all'identificazione di alcuni edifici scavati nel 1935 da Gilberto Bagnani a Tebtunis. Ringrazio anche Giulia Deotto, grazie alla quale ho potuto avere alcune delle fotografie provenienti dall'archivio Anti che fanno da sfondo ad alcune diapositive della mia presentazione. Nel titolo del mio intervento sono menzionati i due luoghi chiave per la storia dei papiri di cui tratterò a breve. Da un lato, Tebtunis, l'infame inferno dei coccodrilli, secondo una icastica definizione dell'archeologo Evaristo Breccia, che vi scavò con molta fatica e scarsi risultati nel 1929. Lo vedete qui in questa fotografia vestito di bianco, insieme con Medea Norsa, che visitano e esplorano il Com di Tebtunis nel gennaio del 29. Dall'altro lato, Padova, la città che oggi, all'interno dell'Universitario Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte, accoglie una parte dei papiri rinvenuti a Tebtunis durante la missione Anti-Bagnani, denominati per l'appunto Pitebtpad, cioè papiri da Tebtunis dell'Università di Padova. Nel contributo che presento oggi tenterò di mettere in luce un aspetto che a mio parere finora è stato forse trascurato in qualche modo da quanti si sono dedicati allo studio dei nostri testi, ossia il contesto archeologico di rinvenimento, che per un buon numero di papiri patavini è noto e che è un dato tanto interessante quanto assolutamente non frequente, se consideriamo che esistono intere collezioni papirologiche della cui provenienza non si conosce praticamente nulla, poiché i papiri che le compongono sono stati acquistati sul mercato antiquario che, come è noto, non garantisce notizie attendibili circa l'origine dei materiali. In realtà, conoscere la provenienza di un papiro è fondamentale, innanzitutto per il papirologo, per una piena comprensione e contestualizzazione del testo, che spesso si conserva in maniera frammentaria e gravemente lacunosa, in relazione all'ambiente in cui esso è stato ritrovato. Questo tipo di indagine, d'altro canto, non è utile solo per il papirologo, ma può rivelarsi fruttuoso anche per l'archeologo, che si trova alle prese con strutture spesso semidistrutte dall'azione del tempo e dell'uomo, la cui antica funzione quindi non è sempre immediatamente comprensibile. I papiri in questo caso possono indirizzare nell'identificazione delle rovine con determinate strutture pubbliche o private. Di questa cosa era pienamente consapevole lo stesso Carlo Anti, al quale appunto dobbiamo questa citazione che ora vi mostro: se la fortuna concede di rintracciare il tesoro, ossia i papiri, in questo caso stava parlando dei papiri, questo incorniciato nel suo giusto ambiente riceverà da esso luce e significato speciali e sarà al tempo stesso prezioso elemento illustrativo, tutte qualità che avrebbe perduto se scoperto da solo, ignorandosi l'ambiente che lo conteneva. Nel mio discorso procederò in questo modo: illustrerò prima i contesti rappresentati dalle provenienze attualmente note per i nostri papiri, indicandone quando possibile la collocazione o una proposta di collocazione sulla foto aerea di Tebtunis. Passerò poi a illustrare i testi, cioè presenterò i papiri patavini dal punto di vista cronologico, tipologico e contenutistico, e metterò a confronto i testi con i relativi contesti, esaminando quale tipo di relazione possa esistere tra i papiri e i luoghi in cui essi sono stati trovati. Vediamo quindi appunto i contesti. Nel presentare questa sezione è necessario fare una breve precisazione. I dati relativi alle provenienze del materiale papirologico di Padova si basano non soltanto sulla mia osservazione personale di quanto oggi è presente in museo a Padova, ma anche su pubblicazioni e appunti di lavoro di coloro che mi hanno preceduto nello studio di papiri. Parlo di Guido Avezzù, che fu il primo nel 1977 a dare comunicazione del ritrovamento del fondo papiraceo e a redigere un inventario del materiale,
e di Agostino Soldati, che prima di me ha iniziato la catalogazione dei papiri e che ne ha editi di recente 25. La testimonianza di Avezzù e di Soldati è fondamentale per ricavare notizie che oggi sarebbe quasi impossibile conoscere a causa dei parziali cambiamenti subiti dalla collezione dalla fine degli anni 70 fino a oggi. La maggior parte dei papiri, una volta arrivata a Padova, era rimasta per lungo tempo quasi dimenticata, come ci dice Avezzù, nel magazzino del Museo Universitario, ancora riposta nei contenitori usati da Bagnani per il trasferimento in Italia. Nella comunicazione di Avezzù, ripeto della fine degli anni 70, i papiri risultavano contenuti in 92 cartelle numerate, e qui ho messo una foto appunto di come si presentano oggi le cartelle. Queste non sono quelle originali dell'epoca di Bagnani, sono moderne, ma rispecchiano quello che era in origine, dovrebbero rispecchiare quello che in origine era l'aspetto dei contenitori, quindi delle cartelle sono tutte numerate, hanno un numero progressivo di serie, all'interno i papiri sono conservati in questo modo. Oltre alle cartelle, alle 92 cartelle numerate, vi erano poi 68 scatole di varie dimensioni, di cui qui riporto qualche esempio, risalenti all'epoca dello scavo, che originariamente avevano contenuto sigarette, sigari, biscotti, lampade e che poi erano state riutilizzate dagli scopritori per conservare e trasportare i papiri. Oltre a questo fondo che era presente presso il magazzino del museo, vi erano poi, presso l'Istituto di Filologia Greca, 16 vetri contenenti frammenti miscellanei. Quasi tutte le cartelle e alcune delle scatole dei vetri riportavano la notazione del luogo di ritrovamento e, in alcuni casi, anche della data della scoperta. Entrambe le indicazioni risalivano con ogni probabilità allo scopritore Gilberto Bagnani. Vediamo adesso un elenco di queste provenienze, con l'indicazione del numero di relative cartelle e scatole presenti in museo. L'elenco è aggiornato al maggio di quest'anno, del 2017. Possediamo quindi 13 cartelle con provenienza Orrea, 20 cartelle e una scatola Magazzino Cartonaggi, 13 cartelle e una scatola Casa Torre 20 febbraio del 35, 13 cartelle e una scatola Purgos, Purgos 10 cartelle, dal magazzino 10 a nord della Casa del Gafir 28 gennaio 35 una cartella, Casa del Falsario una scatola, Casa Superiore dietro il magazzino una scatola, stanza numero 2 una scatola. A queste provenienze che ho potuto verificare di persona se ne aggiungono altre registrate da Avezzù e da Soldati, relativamente però a contenitori non più presenti oggi in museo, e sono queste in corsivo. Abbiamo quindi Casa dello Specchio, edificio a nord del viadotto 11 dicembre 34, Strato Carbone, edificio a nord del viadotto 11 dicembre 34, scarico dietro la quarta taberna 18 dicembre del 34. Le indicazioni topografiche lasciate da Bagnani, se da un lato sono delle testimonianze preziosissime perché risalenti a chi ha avuto una conoscenza diretta dello scavo e dei luoghi indagati, tuttavia per lungo tempo sono stati semplicemente dei nomi, privi di riscontro con reali edifici e strutture portati alla luce a Tebtunis. Infatti, per quanto una pianta del sito fosse stata sicuramente redatta da Bagnani e allegata al resoconto della campagna del 34-35, di essa non ho potuto trovare traccia finora nell'archivio, almeno nella parte conservata a Padova. Leggerla potrebbe aiutarci a individuare con certezza i luoghi precisi da cui provengono i papiri, soprattutto nel caso di alcune provenienze che evidentemente alludono a una carta annotata, come per esempio stanza 2 o magazzino 10 a nord della Casa del Gafir. In mancanza di una pianta, il solo indizio da seguire per ricollegare i nomi ai luoghi reali è rappresentato da alcuni documenti di archivio, in particolare le lettere inviate da Bagnani ad Anti tra il gennaio e il marzo del 35, si tratta di 4 lettere private di cui ho riportato qui le date, in cui si dà notizia dell'avanzamento dello scavo e dei ritrovamenti anche di oggetti e papiri. Soprattutto fondamentale è il resoconto ufficiale della campagna 34-35 inviato sempre da Gilberto Bagnani ad Anti, che ripercorre tappa per tappa l'esplorazione del COM tra il dicembre del 34 e il marzo del 35.
Dal resoconto otteniamo notizie utili per l'individuazione di parecchie delle nostre provenienze. Leggerò adesso degli stralci di questo documento, stralci utili al nostro discorso, sottolineando che alcune provenienze, di volta in volta segnalate, sono già state individuate prima di me da Jan Begg. Dal resoconto sappiamo che la campagna inizia il 6 dicembre del 34. Cito adesso Bagnani. Abbiamo potuto accertare che le pendici del Com, in epoca greca, erano alquanto più scoscese che in epoca romana o al giorno di oggi. Per mantenere la lieve pendenza della via sacra, fu quindi necessario costruire un terrapieno sostenuto da muri di mattone e di pietra. Questa specie di viadotto tagliava così tutto il quartiere occidentale della città in due parti. Lo stralcio ci interessa perché si vede appunto citato il viadotto che abbiamo visto essere una delle provenienze dei nostri papiri, o almeno la zona di provenienza per alcuni dei nostri papiri. Sulla base della descrizione che abbiamo appena letto, mi sembra che, avendo come riferimento la via sacra, il dromos del Tempio, il viadotto di cui parla Bagnani, che quindi scendeva le pendici del Com verso ovest, sia questo asse viario qua evidenziato in giallo, che taglia appunto la sezione occidentale del Com in due parti. Questa zona, appunto, dicevo, ci interessa perché tra le nostre provenienze ne abbiamo due che menzionano proprio il viadotto, edificio a nord del viadotto e stratocarbone edificio a nord del viadotto. Anche con la cronologia ci ritroviamo perché Bagnani dice di aver iniziato gli scavi il 6 dicembre, più o meno in questa zona del Com, e in effetti la didascalia sui contenitori dei papiri riporta come data di ritrovamento 11 dicembre del 34. Credo quindi che l'edificio a nord del viadotto vada collocato in questa zona del sito, anche se non è possibile identificare con esattezza quale sia delle poche strutture che sono visibili nella foto aerea del 36. Continuando con la lettura del resoconto, dopo il viadotto Bagnani menziona la ripresa dello scavo dell'insula a nord di quella dei papiri. Leggiamo che a suo parere, appunto, lui dice si riprese lo scavo dell'insula a nord di quella dei papiri. A differenza dell'insula dei papiri, si tratta di un edificio sorto tutto di un getto, probabilmente verso il principio del II secolo d.C., sugli avanzi di varie costruzioni del periodo greco. Si tratta certamente di un grande mercato, o orrea, non dissimile forse dai Khan di Cairo Vecchia, con la fronte principale a est fiancheggiata da 4 botteghe per lato. Gli orrea sono menzionati in effetti tra le provenienze di molti dei nostri papiri. Sulla base di questa descrizione, questa è l'insula dei papiri evidenziata in foto, è stato possibile localizzarli con sicurezza in questo edificio individuato da Jan Begg. La cronologia del ritrovamento non è specificata sui contenitori dei papiri, ma è possibile proporne una di massima. Tra le provenienze dei papiri patavini, infatti, ve n'è una che recita dallo scarico dietro la quarta taberna, 18 dicembre 34. Le taberne corrispondono a quelle botteghe che, secondo le parole di Bagnani, costituivano appunto il fronte degli Orrea. Quindi il 18 dicembre 34 lo scavo degli Orrea era in corso, probabilmente loro si trovavano all'interno dell'insula perché la provenienza dice scarico dietro la quarta taberna. Le taberne, quindi sappiamo che in questa data, alla metà del dicembre del 34, stavano scavando in questa zona. In una lettera del 21 gennaio del 35 Bagnani informa Anti di avere finito gli Orrea. Quindi lo scavo della zona probabilmente si era esteso dalla metà circa del dicembre 34 fino alla metà circa del gennaio 35. Un'ulteriore e preziosa informazione per la localizzazione delle provenienze dei papiri viene restituita ancora dal resoconto, in cui si dice che successivamente l'esplorazione venne spostata nel quartiere a occidente di quello esplorato, cioè Iorea. In questa zona si scavò una casa che era stata già iniziata dal Breccia. Si tratta, dice Bagnani, di 2 abitazioni private separate da un cortile contenente forni e macine. Nella casa orientale e nelle tamai del cortile si raccolsero un certo numero di papiri e di oggetti, tra cui un magnifico specchio di bronzo, donde la casa è stata chiamata Casa dello Specchio. Casa dello Specchio è per l'appunto una delle provenienze note per i papiri di Padova, una struttura che mi sembra coincidere con quella descritta è questa che ho evidenziato nella foto,
composta da un ambiente centrale identificabile col cortile e due ambienti laterali in cui sono da riconoscersi le case, che si trova appunto a ovest del quartiere che stavano esplorando in quel momento, cioè Iorrea. Per quanto riguarda la cronologia della scoperta, nella già citata lettera del 21 gennaio 1935, Bagnani dice: «In questi giorni ho scavato una casa che mi ha dato buona messe di papiri e oggetti, tra cui un bellissimo specchio. Il ritrovamento dell'edificio e dei papiri quindi va datato intorno alla metà di gennaio». Dopo questa data, Bagnani informa di aver spostato lo scavo a sud di una casa esplorata da Breccia nel 29, che possiamo individuare nella zona del COM, non c'è la freccetta, vabbè, nella zona del COM che nella fotografia è insabbiata a sud dell'isola dei Papiri. Qui, tra la casa Breccia e il temenos del Tempio, viene portato alla luce un imponente edificio fornito di peristilio, di cui Bagnani ipotizzava una funzione pubblica. Leggiamo che a occidente di questo edificio importante venne scoperto un altro, di pianta quasi quadrata e con muri di spessore veramente straordinario, circa 3 metri. Lo spessore dei muri ci permette di supporre che si trattasse di una casa a torre, probabilmente anche di carattere pubblico, ed è stata per il momento chiamata il Pyrgos. Nelle cantine si è trovato un certo numero di papiri greci. Grazie a questa descrizione, l'edificio a peristilio è indicato già sulla carta. Jan Begg ha proposto come identificazione per il Pyrgos questa struttura massiccia che si trova appunto a occidente dell'edificio a peristilio. Da questo edificio provengono una gran quantità di papiri conservati a Padova, classificati con una doppia provenienza, Pyrgos e Casa Torre. Sulla base del resoconto, in cui si dice appunto del ritrovamento di una casa a torre chiamata per il momento il Pyrgos, possiamo dire che con ogni probabilità le due provenienze coincidono, sono lo stesso luogo. Il resoconto non dà notizie sulla cronologia del ritrovamento, che però ricaviamo dalle annotazioni presenti sui contenitori dei papiri, 20 febbraio del 35. Infine, per concludere, leggiamo le parole di Bagnani relative al luogo che in assoluto ha restituito più papiri. A nord dell'edificio con peristilio si trovarono 4 grandi magazzini a volta, in uno dei quali si trovò uno strato notevole di papiri, per lo più in cattive condizioni. Sembrerebbe che questo magazzino fu adibito a un tempo a deposito di cartonaggi di mummia. I 4 magazzini a volta, a nord dell'edificio a peristilio, sono stati riconosciuti da Begg in questi ambienti evidenziati in foto. Sulla cronologia non è possibile esprimersi dal momento che sulla cronologia del ritrovamento non è possibile esprimersi dal momento che né le annotazioni sui contenitori dei papiri né le lettere danno riferimenti utili, ma è sicuro comunque che il rinvenimento di locali e ambienti avvenne più o meno nello stesso periodo in cui venne esplorata l'area della casa torre e dell'edificio a peristilio, dal momento che i 3 ambienti, la casa torre, i magazzini cartonaggi e casa a peristilio, sono vicinissimi e appaiono anche interconnessi architettonicamente. Per riassumere, quindi, mostro su questa foto aerea le probabili provenienze dei papiri di Padova in ordine di scoperta, dalla più antica, l'area del viadotto evidenziata in giallo, a quella più recente della zona della casa torre del magazzino cartonaggi a sud. Restano non identificate alcune provenienze come stanza 2, magazzino 10 a nord della casa del Gafir, casa del Falsario, casa superiore dietro il magazzino, per le quali credo che sia necessario il ricorso alla pianta del sito allegata da Bagnani al suo resoconto, attualmente appunto non ho potuto vederla, o ad altri documenti dell'archivio che finora non sono riuscita a trovare che diano indizi in merito. Vediamo adesso i testi rappresentati nei nostri PTEBPad, con l'avvertenza che quanto dirò è relativo alla sola parte attualmente esplorata della collezione. In tutto si tratta di 177 frammenti inventariati da me e attualmente digitalizzati, fruibili appunto digitalmente sul sito PSI Online, e di essi 25 sono stati recentemente editi, come dicevo prima, da Agostino Soldati. Il lavoro di catalogazione in realtà è tuttora in corso d'opera, lungi dall'essere completato. Pertanto dei dati definitivi potranno essere forniti solo a conclusione degli studi sulla raccolta. Per il momento quello che possiamo dire è che la collezione è composta di frammenti di dimensioni medie o più spesso piccole, molto piccole. Lo stato di conservazione varia, da discreto a cattivo se non anche pessimo. Non è raro il caso di pezzi in cui l'inchiostro è talmente dilavato da rendere quasi impossibile la decifrazione del testo superstite. Qui ho posto solo 2 esempi. Da un lato, a sinistra, abbiamo il caso di un papiro
abbastanza grande per quanto riguarda le dimensioni, questo è uno anche dei più grossi che abbiamo conservati a Padova, ma in cui il deperimento dell'inchiostro è notevole. D'altro canto abbiamo altri esemplari in cui magari il supporto è ben conservato, l'inchiostro è leggibile, ma le dimensioni del frammento sono minutissime e quindi è anche limitata, diciamo, la nostra conoscenza poi del documento originario. Dal punto di vista linguistico, tutti i papiri già inventariati e la maggior parte di quelli ancora non catalogati è scritta in greco. Sono presenti però anche numerosi frammenti in egiziano, scritti in geroglifico, demotico, ieratico, un frammento di dimensioni molto piccole in latino. Infine vi sono pochi pezzi più tardi in copto e arabo. Per quanto riguarda la cronologia dei papiri rinvenuti, va sottolineato il fatto che noi possediamo al momento solo una decina di date attestate, alcune peraltro anche in maniera non sicura. Essi oscillano dal III secolo a.C. al II d.C., nello specifico tra il 3 agosto 221 a.C., che è la data più alta, ma è anche, lo evidenzio, incerta, e il 25 giugno del 192 d.C. Per gli altri frammenti è necessario inevitabilmente affidarsi a dei confronti paleografici, in base ai quali sembra comunque che l'arco cronologico dei nostri testi si estenda dalla media età ellenistica fino al III secolo d.C. Dopo quella data evidentemente il COM inizia a spopolarsi dal momento che le testimonianze scritte di epoca più tarda, per quanto presenti, sembrano essere abbastanza scarse. Dal punto di vista tipologico e contenutistico, la maggior parte dei papiri è di carattere documentario, con l'esclusione di pochi frammenti di Omero e di altri pezzi non ancora identificati, ma che per caratteristiche grafiche sono con ogni probabilità di contenuto letterario. I documenti di cui è possibile riconoscere il contenuto sono dei più vari, abbiamo documenti di carattere pubblico, come per esempio tante lettere e petizioni, di carattere strettamente privato, come lettere private, contratti vari stipulati tra privati cittadini, ricevute di pagamento di tasse, registri, conti e così via. Vediamo adesso come si distribuiscono questi documenti rispetto alle provenienze di cui ho parlato in precedenza. Il primo contesto archeologico in ordine cronologico riportato alla luce, quindi il primo contesto archeologico, è quello dell'area del viadotto, quindi edificio a nord del viadotto e strato carbone edificio a nord del viadotto. Le cartelle di papiri relative a questo contesto, oggi non più esistenti in museo, erano due, una relativa all'edificio, una relativa allo strato carbone. Da esse risultano essere stati estratti e inventariati 3 papiri, una ricevuta di pagamento di tasse del 151 d.C., una lettera privata di datazione incerta rivolta a una madre, quindi scritta da un figlio, e un registro di persone e di misure di grano, databile al secondo o terzo d.C. Documenti privati, come una lettera inviata alla mamma o una ricevuta di pagamento di tasse, farebbero pensare a un contesto domestico, anche se bisogna dire che con soli 3 documenti non è possibile naturalmente trarre conclusioni certe relativamente alla funzione dell'edificio che li conteneva. Il secondo contesto in ordine cronologico è rappresentato da quella estesa area mercatale fornita di svariate botteghe o taberne che Bagnani chiama orrea. Ora io qui proietto queste tabelle, non so neanche quanto siano leggibili, per dare un'idea comunque della quantità dei papiri provenienti da questa zona. Da qui provengono 13 cartelle attualmente esistenti in museo, da cui sono stati estratti e inventariati per il momento 24 papiri. Allo stesso contesto, come dicevo prima, penso vada ricondotto anche l'unico papiro con provenienza dallo scarico dietro la quarta taberna, 18 dicembre 34. In totale quindi abbiamo 25 papiri per ora noti da Iorrea. Il loro contenuto non è uniforme perché abbiamo documenti di carattere personale come una lettera, un ordine di comparizione, un atto di divorzio, ma vi sono poi testi più coerenti con un contesto di commerci e traffici economici come 2 registri fiscali, vari elenchi di persone e importi, un contratto di vendita, una ricevuta di pagamento. Questa circostanza tuttavia non deve creare troppo stupore, cioè questo alternarsi di documenti pubblici e privati, cioè di documenti privati e documenti di carattere più connesso a una funzione commerciale dell'edificio, perché innanzitutto diciamo nei ritrovamenti papiracei c'è sempre anche la casualità, comunque questi edifici vengono abbandonati, per cui può anche essere possibile il caso di alcuni papiri che vengono trasportati in qualche maniera in determinati contesti archeologici.
Del resto vi è anche un'altra circostanza. Stando alle parole di Bagnani, gli Orrea sarebbero sorti nel secondo secolo d.C., ma su resti di precedenti strutture di età greca e romana. Quindi è possibile che quei documenti meno congruenti con il contesto di un mercato appartengano in realtà a strati più antichi, risalenti alle precedenti fasi di occupazione della zona. Anche la cronologia sembra confortare questa ipotesi, dal momento che tutti i papiri di ambito più privato appaiono anteriori al secondo secolo d.C., epoca in cui l'area sembra poi essere stata adibita a mercato. Del resto sappiamo che questa zona era stata ampiamente sconvolta dai Sebachin quando vi arriva la missione archeologica di Antibagnani, quindi è possibile che nel loro frugare avessero stravolto la stratigrafia riportando in superficie pezzi che in realtà si trovavano più in basso rispetto al secondo secolo d.C., strati antecedenti al secondo secolo d.C. Passando al terzo contesto di scavo, la Casa dello Specchio, risultano essere 7 i papiri con questa provenienza, di cui uno datato al 122 d.C. I contenitori non esistono più, Casa dello Specchio infatti era una provenienza registrata per alcuni di quei vetri che erano conservati presso l'Istituto di Filologia Greca. E a seguito della risistemazione dei frammenti, i vetri originari non vi sono più. Alcuni di questi documenti, come un paio di contratti tra privati, di cui uno relativo all'apprendistato di un giovane presso un tessitore di lino, possono essere compatibili con il contesto di una dimora privata, come confermerebbe anche il rinvenimento nello stesso contesto di scavo di un oggetto di toeletta qual è lo specchio di bronzo. Infine consideriamo gli ultimi contesti di scavo, quelli che hanno restituito il maggior numero di papiri in assoluto. Parlo di Pyrgos e Casa Torre e Magazzino Cartonaggi. La destinazione dell'area in cui tali edifici si trovano non era molto chiara all'epoca di Bagnani, così come il rapporto intercorrente tra il Pyrgos, i magazzini e l'edificio a peristilio che si trova vicino a essi e con cui è connesso architettonicamente. Bagnani, in una comunicazione del 1935 su Chronique d'Égypte, auspicava che i papiri ritrovati in numero considerevole nelle cantine della Casa Torre avrebbero fatto conoscere senza dubbio la destinazione della costruzione. In effetti i papiri provenienti dal massiccio edificio a forma di torre non dovevano essere pochi. Sappiamo dall'inventario di Avezzù che originariamente esistevano 36 cartelle indicate come Pyrgos, di cui 9 vennero poi cedute nel 1942 a Medea Norsa. Da Casa Torre invece provenivano 16 cartelle, di cui una venne ceduta a Medea Norsa e una scatola. Da esse finora sono stati tratti e inventariati 20 papiri, 14 con provenienza Pyrgos, 6 con provenienza Casa Torre. In realtà, però, se leggiamo questi testi, vediamo che la speranza di Bagnani che i papiri appunto ci aiutassero a capire la funzione dell'edificio non trova realizzazione, perché se vediamo questi documenti, vediamo che si tratta di un insieme estremamente eterogeneo di testi. Abbiamo registri contabili, un ordine di rifornimento di alimenti, registrazione di bestiame, oltre a numerose lettere e petizioni indirizzate a Isidotos, un ufficiale di tarda età ellenistica, vissuto appunto intorno al I secolo a.C., che rivestiva la carica di Laarco. Non sembrano presenti documenti di carattere strettamente personale e privato. L'impressione che se ne trae è quello di un insieme di testi quindi eterogenei, accomunati dal fatto di mettere in relazione spesso il privato cittadino con l'autorità. È il caso per esempio delle varie petizioni che si trovano da questa provenienza e anche della registrazione di bestiame. Se effettivamente il Pyrgos non era un edificio a destinazione pubblica, ma rappresentava il centro di un'estesa attività agricola, come è stato di recente proposto da Gallazzi, che appunto conduce gli scavi FAO a Tebtunis, è possibile che nelle cantine in realtà fossero finite vecchie carte provenienti da un qualche ufficio, destinate a essere utilizzate di nuovo forse per fare fuoco, al pari di quanto era avvenuto per i papiri trovati nelle cantine del tempio di Socnebtunis o all'interno della cosiddetta cantina dei papiri. Se così è, però, non possiamo quindi sperare che i papiri ci diano informazioni sulla funzione dell'edificio, perché in questo edificio vi erano stati semplicemente a un certo punto scaricati, non erano quindi connessi con il luogo, con la funzione antica del luogo. Analoga osservazione può essere applicata per la provenienza del magazzino Cartonaggi. Le cartelle attribuite a questo contesto sono le più numerose in assoluto. In realtà anche qui abbiamo veramente papiri di dei contenuti più disparati.
lettere e petizioni indirizzate ancora all'Arco Isidotos, conti di merci e denaro, registri contabili, elenchi di persone, insomma, vi è veramente un po' di tutto. Quindi siamo nel tipico contesto di un deposito di carta da riuso, poiché tra i papiri conservati in questo luogo non sembra esservi alcun legame. Si tratta di carte vecchie, alcune provenienti da ufficio, come nel caso delle petizioni della Arco, altre di carattere privato, stipate al solo scopo di essere riutilizzate per produrre i cartonnage, cioè i sarcofagi di cartapesta stuccata e dipinta. Per riassumere, quindi abbiamo contesti, diciamo, di vario tipo. Alcuni contesti sembrano interpretabili come quelli della dimora privata, altri sembrano il contesto di un luogo a vocazione commerciale come Orrea, altri contesti sembrano essere quelli del deposito di carta vecchia. Voglio chiudere il mio intervento con una suggestione. Forse non è un caso che le numerose carte dell'Arco Isidotos provengano esclusivamente da due contesti tra loro vicinissimi di Pyrgos e Magazzino Cartonaggi e che a breve distanza da essi, e probabilmente in rapporto con essi, si trovi un importante edificio in stile greco, ornato da un peristilio ionico, la cui funzione ancora non è definita con assoluta sicurezza. Gallazzi, che ha riscavato la struttura negli anni 90, ha identificato in un primo momento l'edificio con la sede di un'associazione religiosa, poi con una dimora privata di pregio. A ogni modo è evidente che si tratta di una costruzione non ordinaria nel panorama urbano di Tebtunis. Forse è possibile mettere in relazione i depositi di carte provenienti dall'ufficio della Arco con questo edificio a peristilio? La cronologia delle petizioni indirizzate a Isidotos è fissata intorno agli inizi del I secolo a.C. e l'edificio a peristilio sembra datarsi appunto intorno a quest'epoca, il I a.C. Potremmo forse immaginare che questa importante struttura in stile greco sia connessa in qualche modo all'esercizio della carica della Arco, che in base agli studi dei soldati sappiamo essere stato un ufficiale preposto in età ellenistica alla sovrintendenza di veterani di stirpe egizia. Col passare del tempo i documenti dell'archivio dei Larchi, ormai inutili, sarebbero stati sversati nel Pyrgos e nel magazzino cartonaggi, a poca distanza dall'edificio che forse li aveva custoditi fino a quel momento. Questa naturalmente è solo una suggestione, come tale va intesa e chiaramente va eventualmente verificata. Se però venisse confermata, dimostrerebbe il contributo che i papiri, anche quando ormai sono carta straccia, possono offrire per lo studio dei contesti di scavo. Grazie.